Prepotenze, piccole e grandi angherie, tanti troppi pregiudizi, il bullismo cede, è talmente diffuso che in Veneto colpisce 3 studenti su 10. Questa è la dimensione di un fenomeno la cui fotografia è stata scattata dalla piattaforma Elisa, un monitoraggio che ha coinvolto quasi 23.000 fra ragazze e ragazzi di scuola secondaria di secondo grado, le vecchie superiori. Se 3 su 10 dicono di essere stati almeno una volta vittime dei bulli, quasi 2 su 10, il 18%, ammette di esserlo stato un bullo. La molla della prevaricazione si annida nel pregiudizio su tutti, quello di origine etnica, ci sono poi l'orientamento sessuale e la disabilità. Dall'indagine emerge poi che l'85% delle scuole è dotato di un referente, ma solo un quinto degli studenti conosce questa figura. Un allievo su 5 dice di non sentirsi al sicuro a scuola, la percezione è molto più alta tra i docenti. Quanto al cyberbullismo, vittime e carnefici rappresentano in entrambi i casi l'8% del totale. Questo lo spaccato nelle ore in cui l'ufficio scolastico regionale certifica le conseguenze dell'inverno demografico, con le scuole statali che in un anno perdono 8.841 studenti, scendendo poco sotto le 540.000 unità. Oltre 2.000 il saldo negativo a Padova, 1.870 a Venezia, 1.500 Verona e Vicenza, poco meno di 1.400 Treviso, circa 500 Belluno, un centinaio a Rovigo. Ne guadagnano 2.448 invece le paritarie. Quanto alle scelte, calano i licei, aumentano i professionali, stabili i tecnici. La crescita più evidente riguarda gli indirizzi di finanza, marketing, turismo.